Posto. Ok. A posto. Questi 4 minuti faccio vedere pure io. Allora. Passiamo pure giusto un pochettino qua. Lo mettiamo più soft e delicato. Allora, e vediamo un attimino così. A posto. Ok, siamo tornati allineati. Allora, fateci sapere se ci vedete. Microfono microfoneggia. Ok, 3 minuti e 47. Io ho visto dei rumors, delle situazioni, dei rumors. Gianmarco, che ti devo dire? Il pisello. No, però io ho visto in alcuni video oggi parlavano di Kingdom Hearts e Fortnite, non capivo, non so, Cacata con non so, cacata, no, non so tanto vale la se, pena. Io però, la posso voglio stasera, poi per il resto mi interessa. Io ero qui in attesa. Marco, io voglio essere fiducioso e spararla grossa stasera. Spara un po' Io grosso. la voglio sparare grossa. Spara bene. Lo L'altro dico? però vuoi. No, no, no. Magari, magari. Anche se visto gli ultimi aggiornamenti e annunci da parte della software house interessata, non credo possa avvenire qui, però Vabbè, proviamola. la butto. Lanciala un po'. Persona 6. Persona 6 è uno stesso Stasera allo State of Play Persona 6. Non lo so così. Gliela mollo così, gli vado leggero. Non lo so. Gli vado leggero. Non lo so. Mi avessi detto quest'estate a un evento tipo Summer Game Fest, ti avrei detto adesso non lo so. Non lo so. Diciamo Magari. che Mamma Atlus deve un attimino farci capire perché tu ci hai fatto vedere un teaserino, una scenetta, mo o ci fai vedere qualcosa del remake dando informazioni Però aggiuntive. a quanto avevi detto il remake uscirà dopo, se mi vedete uscirà ancora dopo, quindi Quindi esce. Mamma Atlus, tirammo fuori sto coniglio in due cilindri, cioè, a farlo vedere un teaser, ho fatto 10 secondi, schermo verde Ci perché vediamo. sembra che il tono sia sul verde. Ci può stare. Tu fai questo, 10 secondi, a posto, ci sei, informazioni in estate. Bravo, Fatto. basta, va bene così, tutti contenti. Però è vero che State of Play secondo me è difficile di fare Più a eventi Microsoft se mette, però, cioè, quello è il mio guilty pleasure se per caso succede. Se succede, Non succede. stasera possiamo anche commuoverci per quanto mi riguarda. Tanto sto mese ho in uscita Resident Evil, poi vedo quando portarlo in live anche in base a come vanno le prossime settimane. Però io il titolo bello da giocare ce l'ho. Oh, devo pensare un pochettino al futuro. Speriamo che sia uno State of Play valido. Partiamo già con questo presupposto. All'insegna dell'amicizia e del rispetto. No, non dire amicizia, che poi vedono uno e fa Per il potere dei cuori. Kingdom Hearts 4 in realtà non esiste. In realtà un trailer di Kingdom Hearts 4. Guarda, No, guarda, guarda. no. Mettiamola così. Vediamo. Se esce, uno lo vede. Oh, per carità. Però oramai il signor Nomura deve capire che con noi signori videogiocatori non ci servono più le chiacchiere. Non bastano più. No, no, no. Allora, aspettate ragazzi che non si aggiorna la chat. Oh,
Ok, non leggevo i messaggi, ok. Aspettate un attimo che non è andata la chat, faccio un intervento veloce. Non mi ricordo il nome del programma, non me lo ricordo. Fatti vedere. Allora aspetta Gianmarco, la chat la metto da qui. Togli sta merda. Aspetta. Fermo, è spartito un trailer. Leva sta roba. Leva. Aspetta, fermati, fermo. Disumana merdaccia, leva. Fermo, a posto. Ehi, chi sei? Salve, lei è? Kina 2. Non penso. Aspetta un attimo. Questo è il sequel di Kina of the Spirit. Lozzi, Ma io- sai che io sono c'hai un ragione mostro. Gianmarco. C'hai ragione. Kina Dal 2. bastone di merda ti ho riconosciuto. Ancora mai Ok ragazzi, dovrei riuscire a leggere la chat mo senza problemi, perdonateci. Tu qua perché non si lo mette? stato del gioco. No, Lozzi, però ti spacco la faccia. Si è bloccato. Non ti bloccare su Kina 2. Cioè non ti blocca in generale. Ragazzi, aspettate un attimo. Insomma, manco voi che state vedete quello che vediamo noi. Io me lo metto al telefono, affanculo. No, Chrome sta facendo un po' le bizze, per non dire le stronzate. Allora, aspettate, faccio un altro intervento di emergenza. Ok. Allora, State of Play. C'è ancora Kina, no? Sì, questo sì. non lo possiamo mettere. Eccolo qua. A posto. Ecco qua. Mi serve solo una scheda per vedere la chat con voi. Datemi 2 secondi. Chrome non vuole collaborare stasera. Infatti sto procedendo da qua. E io mi sto per arrabbiare, ragazzi, perdonateci, ma non... Chrome, perché devi fare il birichino? O per meglio dire lo struzzo stasera? Ok, ma adesso la chat si è aggiornata. Spara una volpe di fuoco, no? Stanno per partire i kit e bivi napoletani che colpiscono molto di più. Funzionano. 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 Un tempo, un secondo. Funzionano. Allora. Allora. Facciamo così. Regen, mi puoi scrivere un messaggio in chat, qualunque cosa? Bigger and better this time around. Our partnership with PlayStation Studios has empowered us to expand our Ok, scope a posto. while still staying true to what made the first game special. Since her adventure in Bridge of Spirits, Kena has grown. Ok, è arrivato quello e ha salvato la serata. Allora, Buonasera. fermi, la chat la leggiamo. She comes to a new Il land video c'è. cosmos, L'audio lo home to sentite? multiple distinct communities. Non tocca niente. On No, this ma io non adventure, voglio toccare Kena niente. discovers Chung the del true mare. gradual Tu of e the Kena. Indigenous Kina. people, not Kanye only those who have West. passed away. Ken. Il guerriero. PlayStation La Studios guerriera. support Bastone revealed nuovo. everything Immagino that gioca fans ancora loved prima. about the first game. Deeper, more Poi lo dynamic recupererò combat, il primo. epic boss battles, Magari me lo regalano pure nel a Plus. larger, richer world, and of Dai. course, Dai. charming spirit companions. Buonasera comunque anche a lei quello. Scars of Cosmore releases on PlayStation 5 and PC. Ok, molto bello. Passiamo alle Thanks so cose much for serie. watching and enjoy the rest of the show. Vai. Prossimo gioco, Kingdom Hearts 4, vai. Va bene. Vai. Va bene. Vai, Parti no, caccia la bomba. Questo effettivamente è un twist fatto. Sì. Dovrei controllare. Ah, questo era il pre-state of play. Ok. Vabbè, come ok. annuncio comunque sequel di un gioco. Un appetizer. Ci può stare. Però mo adesso... mo adesso... God of- Sucker Punch. Aspetta. Fermi tutti. Sì.
No, affanculo. Ghost Ghost of of Yote, la Yoke, versione poi di Switch, sarà va sì. a cagare. Va bene, Gianmarco, non fa niente. Dai, non fa niente. Cioè, pure non ci divertente, per pensiamo. carità, però affanculo. Fammi Infamous. Tu prendi gli Ma Infamous, sto giro gli so fai un proprio bel mostri. remake fatto moderno, tutto come ormai si può fare benissimamente. Quello si vende da solo. Quando vogliamo aspettare per quello? Punto di domanda. Pensare che per colpa di quella merda di Concord io ho refuso Infamous per Prototype perché hanno voluto investire là. Ma Grazie lo stile sempre. di Concord è uno stile che porta dei risultati. Sì, infatti, ottimi risultati. Infatti hai fatto la stessa fine, però va bene, non fa niente, va bene, sì, buttiamo i soldi così. La SAT sta funzionando così? Ragazzi, allora, aspetta. Non sta funzionando del tutto la chat, si aggiorna quando vuole lei e non capisco il perché io non voglio muovere niente. Aspetta, me la metto sul telefono. Vai, così facciamo prima. Allora. Ah, No, no, io ancora ti devo finire, io ho dei titoli da fare in live, colpa tua. lo so, Ah, ok, non c'è vabbè, tempo. è coming to PC. Esce pure su PC. Ok. No, No, non mi voglio sentire 2 volte, grazie mille. Ok, ragazzi, buon Enzo vi seguirà in chat. Allora scrivete in chat, fatemi vedere se arriva qualcosa. No, io non voglio vedere qua, è spoiler. Ma che ah, dici tu, è vero. No, è tutto spoiler, fermi. Aspetta. Posso fare un piccolo miracolo, aspetta. In realtà ti posso aiutare anche io. Metto io la live da telefono. Aspetta, fammi vedere se forse questo funziona. Mi è venuta una piccola idea. Aspetta. Ok, ragazzi, provate a scrivere da adesso. Bad Robot? Hi, I'm Mike Booth from Bad Robot Games, game director of 4Loop. As a game Ok, designer, il COC è arrivato. Ok, ragazzi, ora vi leggiamo tranquillamente. Ok. Aveva scritto quello Bartolini Simulator. Io ancora lo devo finire. Ah, questo era il gioco, quello di Sì. J.J. Abrams. Sì. Vabbè. Non mi sembra proprio... Non lo so. Ti ho detto, da giocare in compagnia col buon Dottor Mercury, questo sì. Vabbè, a parte che è lui che rende tutto più bello. Ragazzi, proviamo anche qualche altro messaggio, Regan, quello, tutti ragazzi, mandate un po' di messaggi random per vedere se si aggiorna. Diteci pure che ne pensate dei giochi che stanno mostrando Regan ha finora. scritto per il momento Ken ha 2 palle, levati dal cazzo. Ci può stare. Diteci che giochi vorreste vedere voi. Va bene. Pure a 2 fps lo fai però. No, chiedo perché capito. C'ho un amico che si è preso la Pro, se pure sulla Pro poi mi fai dei frame così c'è un problema. Ok, perfetto. Grande. È arrivato allo stesso momento. Ok. Infamous 16. Magari, Regan, ma io non dico assai, almeno Infamous 3. No, cioè 3 esiste già. Cioè in sia console. Allora, aspettate, non siamo noi, se proprio si è bloccato il video. Sì, ma anche prima che stavo su YouTube si stava bloccando anche agli altri. Salve, lei torna? Si fa vedere? Lui non vuole tornare su State of Play, è un po' maledetto. Oh, aspetta, è tornato, fermi. Ok. Fermi. A posto. Dai, ce lo stiamo sudando un pochettino. Magari capì, poi arriverà la buona sorpresa. Ha problemi proprio su State of Play. Va bene. Noi pure abbiamo mostrato di avere dei problemi, però poi abbiamo risolto. Non è più colpa nostra. Abbassa la qualità. No, niente, questo è proprio che non va. Problemi. Comunque questo gioco è una cozzaia di roba random. È il classico gioco coop che sta uscendo ultimamente, mettiamola così. È JPEG. Però questo è di qualità più alta perché c'è un team dietro con fondi grossi e quant'altro, quindi c'ha più cose da fare, però la base è sempre quella.
Prendi il personaggio, sblocca i potenziamenti, vai con gli amici, fai le cazzate, sconfiggi i cubi giganti in questo caso, torna alla base, spendi i punti e fai le altre Ragazzi, cose. che ne pensate di Cuboide Simulator qui? Che ne Perché pensate, l'idea di ragazzi? base, secondo me, poi queste sono le opinioni mie, è un bel gioco, però se ne escono troppi in sto periodo qua, così, bravo, hai capito? Sì, vabbè, Sì, il che problema tanto è che poi... se costa 70 euro giocarci 4 Ma volte e no, cestinarlo, magari anche no. ma anche no, ma Magari anche anche no. no. Our goal here is to create something new, where every run has you yelling and laughing and saying, "I can't Assomiglia believe that tanto just happened." al We're currently in pre-beta, so there's still plenty of polish to oddio, come. come si chiama? Al coordinatore che lavora per il mio datore di lavoro. Quello che mi viene anche a consegnare a volte il venerdì. Magari forse lui fa due No, lavori, non è lui. non pensi che sia È lui, di Caserta. We can't wait for you to play Credo with sia us. di Caserta il signore qui. non penso. Palesemente Goti, sì, ma sicuramente vincerà il Goz. questo Noi gioco. poi all'una di notte fa il Silent Hill Intermission su Silent Hill Downfall. Io e Gianmarco ce lo siamo chiamati un paio di giorni fa quel gioco, quello ce lo recuperiamo domani. Allora, attenzione. Questo è pragmata. Catturato però su PS5 Pro. Quindi che vuol dire? Come gira sulla 5 normale? Questo qua poi ti ho detto, ma in questi giorni proviamo la demo su Switch Sì, 2 sì. e vediamo un attimino com'è. Ma giusto per. Anche se negli ultimi tempi lo stiamo vedendo veramente troppe volte questo gioco scassato anche il cazzo. No, più che altro io mi sto chiedendo, questo è su PS5 Pro e va bene. Sì. Noi di base questo lo possiamo giocare sulla Switch 2. Che però è 2, sì, esatto. È 2. Io devo provare sto gioco sulla Switch. Devo vedere un attimo questo che gira sulla Switch 2. Guarda, ho più fiducia nella Switch 2 che nella PS5 normale. Onesto proprio. No, questo esce pure su Switch 2, è stato confermato e c'è pure la demo. Vabbè, su PS5 magari. Ah no, su PS5. Questo non credo. Vabbè, comunque. Vediamo. Andiamo avanti. Questo sembra simpatico. Stardust. L'ambientazione è molto simpatica. Molto bella. Idus. Chi appare adesso? Oh no. No. Che cazzo? Sì, certo, sì. Molto brutti. Sì. Ah, il giorno dopo il mio compleanno. Va bene. Prima o poi. Vedremo. Grazie mille. Su PS. Questo me lo provo. PS5. Questo me lo provo. Ehi, sei il Resident. Poche settimane. Pure questo però PS5 Pro. È Sony. No, però questo su PS5 normale dovrebbe girare un attimino bene. Guarda, La speranza è questa. fresco. No, sì. Bellissimo da vedere, ma pure questo qua esploderà. Potrebbe Ragazzi, essere anche questo pragmata. già è prenotato, questo già ce l'ho prenotato. Poi devo solo trovare i fondi per sbloccarlo entro il 28 e questo lo portiamo. Questo proprio non ve lo dico neanche. Questo qua... Capcom, noi stasera ci dobbiamo vedere un paio di volte. Questa è la prima. Ma devi riuscire un'altra volta, però. Questo qua ce lo mettiamo, il colpettino di scena, tanti zombie, un po' di questo, un po' di quello e ce lo portiamo avanti. Tra l'altro ricordati i calci kung fu che spaccano. Assolutamente sì. E Leon sta incazzato come un mostro in sto gioco. Ecco, vedi, poi ne abbiamo avuto un esempio. Quello comunque ce l'ha con sta maratona estendibile, ce l'ha proprio qua, c'è da sempre. Prima o poi gliela devi Ragazzi, fare. io vi ho detto, è prenotato, io questo lo portiamo un po' di sera, un po' alla volta così ce lo gustiamo. Maratona estendibile, che a questo punto portando l'ultimo, io già l'ho detto pure a Ehi, non scherzare, Andiamo qui. non scherzare. Io portare i primi, io li voglio portare. Chi è questa bambina con gli occhi bianchi? A me mi è venuta un'idea di ma non aspetta un attimo, troppe cose, tutte insieme. Ehi, no, è che Erano no. dei bambini zombie strani, no, zio? Gianmarco, aspetta. Bambini demoni, che cos'è questa cosa enorme? Ma guarda che allora ti posso lanciare la prevision di trama. Vai. Il progetto Wesker non erano 9 bambini, ma uscirà il 10° bambino ed è quello che ha mosso Vecna. Vecna, Ogni sì. morte scarica elettrica dai cavezzi del Jammox, ci sta. Che si è visto? Allora Peppino, Resident Evil, torni pure alla stazione di polizia. Allora, questa è una bella cosa,
Kena 2, Hi everyone, I'm Sean Benson. il gioco di Bad Robots, Sì. Resident Evil e mo adesso E vediamo un Pragmata. attimino. E We Pragmata. wanted to highlight the upcoming release dates for both Pragmata and Resident Evil Requiem from Febbraio Capcom. 27, quello Both are arriva. coming soon to PS5 with support for PS5 Pro. Ragazzi, è massimo rispetto per Green King perché è mio fratello, attenzione. è Peppino. Sì, è Peppino, è Peppino. Dovrebbe essere Peppino. Come per Green Mi King? ricordo il suo account Twitch, forse è Peppino. Confermi se è Peppino. E questo era uno dei nickname di Peppino. Cioè, ma andavo con i Kima. Ma non lo so, per questo sto chiedendo. Ti domandano un Ferrori. Non so perché. Ah, ok, è Peppino, ok, perfetto. Vedi? Ciao Peppino. Vedi? Va bene, Green King sei Ah, tu. perché se non riconosco mio fratello ci sarebbero dei piccoli In problemi, realtà quindi Peppino detto poi il mercoledì solitamente Ludwig. così Solitamente. capita. Solitamente Ludwig. Ok, questo è un aggiornamento per la raccolta Sì, che già c'è. Ok, E in un futuro prossimo anche mio fratello, non solo più il tuo. No. sì, tu pensa a guidare, che è la prima cosa. Poi tanto se qualcosa ti informiamo noi, ci sentirai urlare tranquillamente. Se si decidono a farci vedere qualcosa. Ok. Va benissimo. Molto bello, molto interessante. Ok. Andiamo avanti. Prego, la chiave dei cuori 4. No. Anime Shit. Brigandine Brigadina Abyss is the latest Bliss. installment in HappyNet's Brigandine series, which dates back to 1998 on the original PlayStation. Ok. This fantasy war strategy RPG tells the story of 6 È un RPG tattico. Vabbè. Vabbè. Sembra animato con l'IA questa roba, comunque, non so perché. No, Gianmarco, Ah. no. No, Re, non è una troia, guarda che No. bel gioco, Re. Ah, boh. E non questo è uno di quei giochi dove io personalmente ci perderei le Però è ore. proprio JPEG, cioè guardiamo, non si è IA questo. Però va bene, è stato presentato, è finito. A posto. Andiamo. Vabbè, andiamo avanti. Capcom di nuovo, dai, fammi contento. Square Enix, Oh, Square Enix, va bene anche Square Enix. Atlus. Now Yes, let's yes, head over to Koei Tecmo Games in Yokohama for an update on the Dead or Alive series. Ah, Dead or Alive. Vabbè. Prego. Telefono 2016 non male. Sì, quello sì. Ok. Vabbè. Vediamo, vabbè, comunque. Giustamente Tekken lo stanno aggiornando. Saga Street importante, Fighter lo stanno ci aggiornando. sta. Almeno pure Dead or Alive C'ha ragione. sta andando avanti. Non gli puoi di niente qua. Last round. Quando mi piacerebbe saper giocare a questi giochi e non far cacare all'anima. Xion. Ok. Ignoranza. Va bene. 新たなフォトモードの追加を行ったタイトルです。 Ok, va bene. Almeno così tutti i fighting game, quelli grossi, sono aggiornati, sono allineati. Sì. Ognuno si sceglie il suo e via. Tanto ci sono tornei quasi di tutto ormai, quindi Assolutamente. Anche tornei di Beyblade, se ci pensi. assolutamente. Parecchio più forte. 25 giugno. Vabbè, a chi piace, ragazzi. E c'è anche la versione free to play. Attenzione. Qui sembra un po' il protagonista di Persona 5 se lo guardi. Guarda come sta vestito. Guarda un po'. Se no si toglie la maschera e c'è il logo di Persona 6 no. sotto. Sì, va bene. No, così esce ai Game Awards, esce Persona 6 con Geoff che fa la gag come quando annunciarono Allora, Joker è in il Smash. 2026, io pretendo Persona 6. Basta. Persona 6. No, no. C'è il protagonista di Ninja Gaiden. Quello già l'avevano anche parlato. Chi è questo? Tette enormi. Tu sei quella di Dead or Alive. È l'anniversario, salve. Nuovo titolo? No, è il nuovo titolo in facendo il sviluppo. nuovo titolo. Ok. Vabbè, stanno iniziando a produrre il nuovo titolo, ok. Sì, vabbè, Dead or Alive le zinne ce l'ha, quindi inutile che ci nasconda. Tu Ma sei è Control. Control 2. Fermi tu. Fermi.
Fermi, zitti. Zitti. Questo è control. Questo è Control 2. Ma c'è lui? Allora, Dopo un esce lui e approfondimento parla. su Control 2. Aspetta un attimo. E chi se l'aspettava così? Listen, Dylan, we're getting distress calls from the theater, but This is research Jesse. says we might have a resident on our hands. Penso di sì. No one should have survived Allora, that. facci vedere come si gioca. Facci vedere. Dacci Hello, everyone. un I'm assassino, Carl dai. Ferdinand, and I'm the creative director of Control Resonant, the game-changing sequel to Control. What you are seeing here is a early mission captured from our in-development build. You play as Morphe, our supernaturally gifted hero, in a version of Manhattan like you haven't seen before. Allora, noi l'abbiamo citato prima. Sì, a Questo caso. effettivamente gli assomiglia un pochino, se ci pensi, come impostazione generale. Mettiamola così. Poi, mo dobbiamo capire un attimo. Sì, abbiamo appena invertito la mappa. Mentre, sì, poi prendi e fai i poteri sonici. Va bene. Questo qua, noi, Dylan. facendo parte del Remedy Connected Universe, puntiamo a puntare anche questo al day one, anche perché tutte queste cose sono un attimino... Dylan, che cosa hai fatto? Ci sono 8000 domande che mi sto facendo. Eccoci qua. Mamma mia, lo zio. Mamma mia. Va bene. Guarda, cazzo, camma Per male. quanto ci riguarda, Remedy per noi è sempre sinonimo di quantità e di qualità. Tanto terza tipologia, stile di gioco diverso per Remedy. Sì, Alan Wake è un tipo, Control è uno. hai provato con che sarà- Firebreak, non ti è riuscito, No, però questo... non è riuscito proprio. Questo sì, questo No, sì. questo deve riuscire, lo dici, se no c'è un problema. Rischiamo Assolutamente. poi di non vedere. Però vedi, tu capi? Verranno dei forti mal di testa. Sempre con sto- molto chiaro dove andare Assolutamente. comunque nei giochi Remedy. Certo, il Che drago sta volante... succedendo? Sì, va bene, va bene. Vabbè, Si muove un po' come Infamous, infatti lui, sì, si muove un po' Sì. come Infamous alla fine. c'è sto fatto di switch. Gianmarco, questo sarà bello e molto divertente. Non dobbiamo ragionare in Sta maniera diventando... normale. sì, Regan. Sì, concettualmente è come quei giochi là. Sì. Però c'ha sto fatto di switchare la realtà in tempo reale. Minchia. Sicuramente molto action. Assolutamente, molto action. molto. E che se sembra stessa missione tra l'altro. Ok. Most ambitious game. Ragazzi, Che cosa sei? no, lo zio, mo questo chi è un personaggio? Lo zio è una Cosa persona, c'ha la faccia. No, lo zio. Sì, Gianmarco. Sì, Ma mo Gianmarco. chi è sta gente? Oggi chi è sta gente? Coming 2026. E noi aspettiamo. Salve. Lei è? You were made for this night, to save the age of man. Half human, half angel. They call you sin. I call you salvation. Quello, buonanotte. Buonanotte. Questo è Namino e diventa paradossalmente ripetitivo nella sua stranezza. No, Remedy riesce sempre a non farti venire quel senso lì. Quindi dovrebbero essere situazioni varie, si baserà tutto sullo switchare la realtà, ma non dovrebbe essere sempre la stessa cosa per 20-30 ore. E quello è quello di base, poi ci saranno gli upgrade e le altre cose da fare, non dovrebbe essere un problema. Questo sembra simpatico. Allora, sembra molto generico, vorrei capire più che altro, cioè, puoi giocare, visto che c'è anche un alleato, facciamo massacri e andiamo, combattiamo. Il culo della buonanotte. Culo anche a te quello. Cioè, Ok. è tipo Souls-like, è tipo un Darksiders, è tipo un... Non ho capito. Allora, secondo me Però si è può giocare in una due. sorta di Souls-like, meno tecnico e più caciarone, più accessibile, con una gran bella ambientazione. Oggi questo Canzone. gioco che si gioca a due, proprio due player, te metti, che Se si gioca a due, a posto. Salve. Questo è il gioco di Game Freak. Questo è il gioco di Game Freak. Eccolo qua, Venosaur. Questo non è... Sembrava un mostro di Monster Hunter comunque. questo qua. Sì, è lui. È il gioco di Game Freak.
Signori, No, tenete non a può me- essere Gianmarco. Fictions. Ecco, sì. No, non può. No, hanno sbagliato a Tenete a mettere. mente, ragazzi, che cosa può fare una casa quando non deve fare quella merda di Pokémon. No, non è Game Freak. No, Guarda no. quando li fanno svagare un po' come si divertono. Non è Game Freak, Poi Gianmarco. lagga, uguale gioco. Già va meglio della prima volta. No, Game Freak non ha potuto fare questo. Ah, già, ma è una candid camera. Hanno sbagliato a montare il video, hanno messo un logo per un altro. Se ci da Nier Automata, sto video. No. Io questo gioco lo vorrei giocare, però ho paura. Ho paura molto. Ok, lagga meno della prima volta. Lagga comunque un po'. Però meno. Domanda, ma allora graficamente Game Freak Ah, non beh, c'ha Pokémon problemi? fa un discorso un po' più particolare, diciamo. Ah, ok, vabbè. Però se gli Vabbè. facessero fare i giochi non uno all'anno possibilmente, ma magari uno in 2 anni, forse si potrebbe avere qualcosa in più. Forse. Questo qua 3 è anni. da provare. Beast of Reincarnations. Vediamo così. Io gli auguro di avere una soddisfazione. Ok, va benissimo. E adesso, e adesso, Devil May Cry. adesso, dai, questo già lo conoscevamo. Caccia Faccio Devil May vedere Cry. qualcosa, dai. Our next title debuted 3 decades ago alongside the original PlayStation, and it introduced the world to an Okay. iconic character. Today, Ubisoft and Digital Eclipse Ah, celebrate the pensavo il legacy of Rayman the nuovo. original Wow, game. annunciare Rayman nuovo. Fallo. Allora, brava Fallo. Ubisoft. Features 5 playable versions of the original game, Fatelo. Anche la versione Game Boy. including the 1995 Su PlayStation, ok. release, enhanced with new accessibility options. Ok. Discover the secrets behind Rayman's development through a long-lost playable Ubisoft, vedi che se ti metti il materiale per fare i prodotti buoni ce li hai. A posto. A chi piace, c'ha pure l'approfondimento. No, io personalmente sogno di raccogliere e di prendere tutte queste raccolte che stanno facendo dei giochi, perché non è solo il gioco di passato, ma tra contenuto aggiuntivo c'è pure informazioni aggiuntive sul titolo e vanno benissimo così. Mina the Hollower is an action-adventure title from the creators of Shovel Knight. Ah, Perciò lo stile è quello. Ok. 2026 anno delle accozzaglie, sì, sì. molti giochi mischioni. Sì, sì. Ma quest'anno chi mischia in maniera intelligente. No. Va. Poi ne è uscito appena uno, Miogenix, Oh, vabbè, e l'ha fatto bene. Mileno non si challenge, non lo challenge. Quindi va bene mischiare più cose insieme, però se lo fai bene. Ah, questo bello era quello là della tipa col cervo. Neva. Ok. Ah, è un Neva Pro, ok, quindi è un altro titolo. Però è un Questo prequel. uscirà forse come sorta di demo per una storia aggiuntiva, qualcosa per farti provare comunque il titolo. Si volesse pazziare, però ho paura poi di rimanerci. Questi sono una classe di giochi che poi mi spezzano il cuore. Sì. Capisci? Già ci sto rimanendo male, capisci? Già questo non va bene. Ma guarda, bello stile che c'ha con sti mostri, ste cose. 19 febbraio, tra un paio di giorni. Sì. C'è la neva. Dopo la neva, next. Tactical stealth action title from Shueisha Games and Acquire, a team with ninja credentials dating back to the Tenchu series. Da Shueisha? Shueisha Games. Va bene, vediamo. Prego. Tactical, magari è divertente. Cioè, sembra ninja, sembra in Giappone un'altra volta, però. Allora, c'è il Giappone fede. Persona 6. Non penso, non penso. Ok, c'è un team. C'è un team da 4. Ok. Un gioco qui. Ah, beh, Allora, ecco. Già non sei un action in terza. Questo coso miniaturizzato mi piace, questo stile. Fatto un po' così che è dettagliato ma non troppo, il giusto, figa, fottuta.
Ok, puoi fare tutto. Ok. Sai, anche sotto la scatola. Ah no, questo, aspetta un Questo potrebbe attimino. essere sfizioso, eh. Aspetta Questo un potrebbe attimino. essere sfizioso. Scimmia incazzata. Ecco, la cosa che dicevamo prima è la stessa cosa, il solito mood tema giapponese, feudale, yokai e quant'altro, però fatto un attimino in modo diverso. A questo punto, se proprio devo provare qualcosa, personalmente provo più un titolo così. Gli anni di quelli fanno solo la parte di È uno strategico in tempo reale con telecamera dall'alto a tema Giappone Sì. feudale. Questo si può dare un'occhiata. Questo è Devil May Cry. Fermi. Questo è un diavolo che piange, però. Non No, conosciamo. siamo ignoranti, scusate. Vabbè. Che cazzo di gioco? Niente, 2000 anni di guerra e fanno solo la parte Sempre Giappone, sempre guerra. Crafton. Quelli di Rise of P. Aspetta un momento, se non mi sbaglio. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Non era Krauser, tipo quelli Te la del- butto così in modo comico. Il libro della giungla fatto su Slack. Dopo, Però mi dopo sembra che Rise quella of di P. Rise of P era Krauser. Per cui mi sto Non confondendo Crafton. sui nomi. Questo è un pollo, lo zio. Questo è Chicken Little, il gioco però dove è incazzato. Ma sei pollo incazzato. Si scioppa, subito. Se è un pollo muscoloso incazzato, si scioppa subito. Lo zio si deve comprare, è un musò. Musò. Quanti cazzo ce ne Un sono? musò. Infatti c'ha un po' di staggering. No, c'è essere una sorta di museo è fatto Sì, in un sì, certo sì, modo. vabbè, Vieni questo qua. è un musò dove sei un pollo incazzato. Ho una discreta erezione, sì. Sì. Vieni qua. Vieni che ti accolgo a casa. Vieni qua. Sì, Questo ma... proprio chiave e tutto, ma... Cacà! Che è questo? Ma che gioco è? Questo sarà il primo museo che Allora, compro. come ti chiami e quando esci? Bastano solo queste due informazioni. Ma c'è... Ma non è che è uno studio cinese pure No, ma questo? io mo non ricordo cosa ha fatto, ti dico la verità, però è bello pieno. Wow. Su che console gira tutto questo? Questo sulla Perdonate. 5 normale già fa. Già fai. Perdonatemi. Lagga merda, sicuro. Come la battaglia dei... Pollo Adventure, dei come ti 1600 chiami? Hardcore, che erano tutti, Sì, vabbè, erano quelli tutti caricavano cartonati. quelli dietro, perché giustamente. Ciao Peppino. Salve. Ma pollo combattente super più qua, che Ma cos'è? niente di epocale, Peppino, c'è pollo, Vabbè, finiamo stavo legato. pollo guerriero. Project Windless. Pollo guerriero. In sviluppo per PS5. Si Ma fai la fa storia un- del Signore degli Anelli se devi fare sta roba. No, un museo. facciamoli Dovrebbe fare essere. così. Così pure va bene. Poi, ehi. Pre-alpha. KOTOR 2 Remastered? No, questo è il Racer di Star Wars. No, non l'ho preso in mezzo. Mi spiace. Quel gioco di corse che vedemmo Sì. di Star Wars. No, poteva essere tutto. Questo non mi interessa. No, il famoso gioco di Star Wars di come si chiama? Quello di Detroit, Become Human. Quello Old Republic, quello che era stato... No, quell'altro non si è saputo ancora. Stanno già tipo 5 anni fa. Lascia stare, lo stanno facendo. Fai fare. Quando ci danno delle informazioni. Si può avere un po' di audio. Cuffietto, possiamo staccare le cuffiette e vedo di non far uscire tanto. Sì. Galactic Racer.
passo di qua così vediamo un attimino di Ma- regolarci. Lo puoi wishlistare. Allora, James Obondo. James Obondo. Vabbè. Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to. Ok, tu sei un hitman, però sei James Bond, quindi Do you mind telling me why I'm here? entra nel luogo, vedi l'obiettivo che devi fare. Perché la chat di- Ah, è vero, è vero. What? I know all about your exploits, and I Vabbè. Ma il mondo intero sono 57 secondi. There is a need for such heart and intuition in modern spycraft. That's the very reason I'm bringing back the double O's. Sarà un bel gioco action fatto per bene. Se è vera la cosa che mi sembra che avevi letto o che c'erano rumori sul fatto che era una trilogia programmata, una cosa del genere. should be interested. Se fai una bella storia lunga e te la porti per anni, 009 will Vabbè. employ every Vabbè. manner of subterfuge to avoid capture. Try not to draw attention to yourself. Me? Housekeeping, I presume. You seem the kind of guy who knows what he likes. So you won't do anything stupid. questo potrebbe essere davvero un bel gioco di James Bond, questo qua. Agents have very short life expectancy. Non ti chiamato 007 per un canciato. No, Sì, no, no. Hanno vinto Hitman da Uncharted. Sì. When do I start? Va bene, ok. Ed esce il 27 maggio. Io spero di non vedere più queste streamate alla fine. No, sì, certo. Ok, ma però passiamo un attimino alla cosa. Mo seria. adesso, Ah, dai, vabbè, cacciamo, dai. cacciamo Devil May. Dai. Mo esce mo. Zitti tutti, sta succedendo. Quadratum. I'm Peter Brown. I manage the Chi è Peter Brown? Per un momento ci ho creduto. Chi è Peter Brown? coming from publishers all over the world, from indie to Okay. AAA. Those of us in the third-party portfolio team travel the world. Perché sta venendo scortato da delle guardie? Sta Non, venendo arrestato? non so, no, che cosa ci presenta? Co- Ehi, ehi, Konami, Konami, aspetta, che cosa vuoi presentare, Konami? Konami, Un poco di sottotitolo si può avere. No, non ci sono, Ah, non dai, ci sono dai. proprio. We were really impressed when Konami approached us with their list of announcements for today's State of Play. So to mark the occasion, we wanted to try something a little different. We joined you today from Konami Creative Front Tokyo Bay, not only to share some really exciting reveals for upcoming games, but also spotlight some of the key talent behind them. We're really excited for the first announcement they've brought today, and we hope you will meet them. Enjoy. Grazie mille. Enjoy. Vediamo. Ehi. Ah, la collection del 4. 4 e 5. Sì, Collection, la Master Collection 2. e poi la prima l'ho presa, ma non l'ho cioè, No, io l'ho provato un po', c'è tutto, Giuseppe, è fatta benissimo proprio. insomma. Questo se la meritava, perché era bloccato, Sì, infatti, sì. Ma così tutti i Metal Gear ci sono, anche sulle console nuove, e sono tutti giocabili senza problemi. The sons of the Patriot system that controls the soldiers. Brava Konami, ti stai riscattando. Piano piano ti stai un attimino. Sì, che bocconi. ricordo che voleva uscire solamente dall'anno, cioè si è preoccupato una volta. No, ma vediamo un attimino. Vediamo. Anno di sviluppo del Mario. Vabbè, perché vedi Pokémon ce la fa tranquillamente con l'anno di sviluppo. Io il quarto l'ho giocato e finito solo una volta, poi mai più toccato, perché poi giustamente era solo sulla 3. Così che il nonno di Snake. No, allora Snake. è un ex commilitone, però in quel momento il fratello, perché lui non c'ha il braccio e si è trapiantato il braccio del fratello che prende il posto e tocca sollare. Non so. Mi sta tremando la Cose. Questo su PSP è stato bellissimo come titolo. Mi fiderò di voi. As our deterrent. Sì, però stringiamo, dai. No, è finito. Dai, ah. Finiamo, mi fatto vedere solo China di gioco effettivamente nuovo. Orris già mi ha fatto vedere. È il pollo.
Chissà cugine Quando i pacemaker. poligoni emozionavano. Esattamente, C'era una Regan. missione in cui ti spona un rata Sì, sì, perché c'era una collaborazione. Ok. Comprensibile. Che gli vuoi dire? Se non mi sbaglio, tipo su Monster Hunter 3 o 4 che c'era l'evento con la roba in Metal Gear. Ok, la Master Collection volume 2. Da quando? Anche con data di uscita. Ad agosto, il 27 agosto. Ok. Va bene. Più Ghost Babel. No, è il Metal Gear per Game Boy. Salve. Salve. Ok. Cos'altro vuoi annunciare? Non penso, Gianmarco. Non penso, Giuseppe. Stasera l'unico 6 che si vedrà sarà quello di persona. Allora, lasciatemi sognare. Sarà il mio il 6 di stasera. Lasciatemi sognare. Se Dai. appartiene a me. Dai. Ho un 4. Mi ha accontento di un 4 o di un 6. Io vado bene così. Vediamo. Io so molto poco Ok, per chi ha la Master Collection volume 1. Ah, Final Ok, che cosa aggiunge? C'hanno una risoluzione maggiore, ok. Ok. Troppo piccolo e stupido perdevo sempre. Ah, esce oggi. Io sono arrivato alla boss fight finale contro The Boss. Quella non l'ho mai finita. Questo sto sempre sperando di metterci le mani sopra perché 20% off. Non male. Quanto costava? 67. Costa 30-35 euro. Cosa c'è next per la serie di Metal Gear? Enjoy the next video. Che cosa stai facendo? Remake Ruby. Konami. Remake Ruby. Cazzo. Ma perché devi sputtanare una saga leggendaria? Konami, mo stiamo dicendo che fai le cose buone. Chi è mo qua? Eccoci. No. Vediamo il demo qua. Darwin Cazzo. Paradox. È una collaborazione? Con qualcosa? Sì, con sto gioco sto bene che È un non giochino conosco. collab. Sì, credo sia... non conosco purtroppo l'origine, però... Ok, fa piacere che Konami, che è sempre stata chiusa, si stia aprendo ad altre Che realtà. fa questo che provi davvero a fare Metal Gear 6? Assolutamente. Assolutamente. È simpatico. È bellino. No, c'era la missione Vabbè, quella un po' là, di un tributo. pavimentazione, Questa mo è magari. questo è un gioco nuovo Konami. Questo mo è un gioco nuovo. Avevano annunciato sto giochino col polipo. Ah, ok, mi ero perso. No. Sashimi. Io non me lo ricordo sto gioco, però sembra simpatico. Il 2 aprile. Vabbè, bellino. E c'è la demo domani, ok. Quindi c'è la C'è una uno missione. Ehi, Questo è interessante. Questo è questo interessante. mo non esce un'altra collection con gli altri titoli. Allora è un Castlevania. È pieno di Metroidvania e quant'altro. Sì. Ecco. Cazzo, finalmente Brava Konami, hai capito? Allora, ce l'hai creato tu, mettiamola così, fai uscire questo. Bene, molto bene. Sì. Anche uno stile grafico particolare. Sì. Praticamente è un po' cacata. È particolare. È proprio spoglio. Oh, Il lupo clericale, clericista. So now we
Trevor Belmont, last of House Belmont. Ma è un sequel. Castlevania Belmont's Curse. Questo è un nuovo Castlevania È nuovo. nel 2020. Ci sta. Finalmente. Lil. Finalmente. Vabbè, magari si rifà ancora qualche minuto, riga. Ok. Bella barbetta, no, però. No, mi ti sei ricordato che c'avevi Castlevania anche per poterlo fare in questo modo qua? Vabbè. Sì, è uno stile particolare che o ti piace o non... per essere un Castlevania lo vedevo un po'. Quindi era tutto luminoso. また多くの素晴らしいパートナーとコラボレーションにも取り組んでまいりました。 Fantastici fan. やっと本日新しいゲームについて皆様に報告できるところまで来ました。そのことがすごく嬉しいです。今回のタイトルでは Questo sulla Portal 6 litri di seme. Sì, Sì, sì. piace. Sì. Sì. プロジェクトに取り組んでいます。これまでのシリーズらしさを大切にしながら新しいアイデアと現代的なゲームプレイを取り入れることで C'è proprio un nuovo Castlevania, finalmente. C'è proprio un sequel. Sono solo 10 anni che mi Oh, benissimo così. まだキャッスルバニアに触れたことがないっていう方にもぜひ楽しんでほしいです。発売は2026 Va bene, 2026. L'hanno iniziato mo', quindi... Va benissimo. Qua tagliato. Però adesso, Dai. dai, questo fa piacere. Townsfall. Oh, allora anticipo adesso e domani ci vediamo no, l'approfondimento. Ok, buono. Finalmente si vede qualcosa di sto gioco. Questo muore, purtroppo, devo dire già. Allora, tu come... Se non è già morto. Se non è già morto, purtroppo c'ha la palette di colori sbagliata negli horror. Purtroppo funziona così, sempre. Ok. Bro. Dobbiamo capire se ci possiamo muovere degli ambienti, se è solo una scrivania come abbiamo trovato. L'altro titolo di sta casa di sviluppo l'abbiamo già provato. But this time it's different. I keep trying to fix what happened. But no matter what I do, You can't fix it. It doesn't let us change things. You did what you did. Simon Orwell. Eccola. Cerca il sangue smunto? No, Non è quello sbagliato. Ok, si muove. Ci dobbiamo muovere in prima persona, Schifo è. È un vecchio nudo. Non è un vecchio. È un po' vecchio. No, è... Mi sta uscendo l'ago della flembola. No, a Silent Hill è normale, capitano queste cose. Questo è un... Testascia. C'è anche un po' di fight. Non è male. Sembra Ghostwire Tokyo, praticamente. È un Silent Hill in prima persona. Me lo accolgo questo. Questo mi interessa. Questo con immenso piacere. Coming 2026. Generico. Lo accettiamo. Vabbè. Poi Annapurna pure su bravo. Dai, Annapurna. E questo ce lo recuperiamo un attimino domani per vedere qualcosa. Adesso a me. Però ma adesso Konami. Konami, ma stasera... Skateboard, mo ci vogliono gli skateboard. A world shrouded by lightfall. Ah, ok. Shining drops of light that Il bring film nuova? death as they fall. Colpo di scena, Konami fa Kingdom Hearts 4. Wow, che fosse un colpo di scena. Non... No, gioco waifu, no, Konami. Forse non troppo waifu. Poi qualche saga famosa Konami. Facciamo un po' di violenza fisica sanguinolenta, tipo che prendi una tipa e la smembra. Aspetta un attimino. Magari può essere
Piccolo massacro. E sta riavvolgendo il tempo, ok. Ah, allora aspetta, ti valuto. Protagonista JPEG di qualunque anime. Waifu. Proprio waifu. Ok, voi dovete fare un viaggio, come usanza in questi giochi. gioco Ok. un gioco Vabbè, lascia action. fa. Lascia fa, lascia fa. Pure del Mo, Sova Rise, ecco, il punto è quello. Del Sova Rise. Come gameplay, cosa porti di nuovo o di diverso? Perché se sa la solita cosa solo dell'ambientazione e cose varie. Non sto capendo come si gioca, ti dico la verità. Ok. Ok, ecco qua. C'è un actions. Ok. La grafica di combattimento è meno cartoon di quanto mi aspettassi. Breve mi levano il battesimo. Noir. Ok. Sei un action, non sei un R. Ok, va bene. Allora, mi si ricorda di essere proprio giapponese e cacciare waifu anime. Ci sta. Allora, guarda, da parte di Konami che si sta rilanciando un bel po' ultimamente. Vai, vai, Questo me lo Konami. metto in wishlist. Potrebbe avere qualche risvolto un po'. Però adesso... comandante. Adesso... Ok, salve. Guarda, si è rilasciato una È demo. un JRPG. Ok. Ok. Tu ce l'hai per la faccia dell'appassionato. Quindi avrà elementi da JRPG, però i combattimenti non sono a turni, ma sono in tempo reale. Lui c'ha proprio la faccia da tizio che Ok. per farmare le JRPG PlayStation 1 levava il dischetto per saltare di Vabbè, in parte una cosa. Magari c'è un mondo grosso da esplorare, quindi c'è tante zone da fare. Faremo poi. Vediamo un attimo. Se c'è il solito combat macchinoso di tutti questi giochi, qua secondo me si fa la fine di Code Ok, Vein. aspettiamo altre informazioni. Ok, Vabbè, Konami sta si l'ha sparato. Ha sparato. però adesso... Ma me la fa contenta a me. Però adesso... Dai, Andate a cagare tutti. dai, c'è tocca a me. Gianmarco piange poi. Tocca a me. Però potrebbe essere, aspetta. Attenzione. Lui è un protagonista qualunque di dice cacci. Però lo teniamo sotto osservazione È quel il titolo. famoso gioco di È il gioco di John Wick. È il famoso gioco di John Wick. Guarda, rimane già a papà. È lui. Ti prego. Ok, aspetta, però Ti fai prego. vedere un attimo. Non sono scene di Fammi gameplay, Sleeping però Dogs però con John Wick. potrebbe finire così. Fallo. Ti do i soldi al day one per una collector's edition se è così. Subito. Oh. Con la soundtrack del film. Fammelo vedere bene, fammi vedere È chiaro. Sleeping Dogs, così, guardalo, guardalo. Però questa è una cinematica. Guarda, però questa è una cinematica, Io voglio attenzione. vedere il fight. No, vabbè, Non qua fanno non la c'è, verità. no, qua Non fanno la niente. verità. Però l'idea ci garba. Ci garba. Il gioco in John Wick aspettavo solo questo. Noi aspettiamo GTA 6 con immenso piacere, però una... Bene il chiano, fammi vedere bene il chiano. Scusate, però tutte queste scene una cinematica di quando gioca. Cioè, di tutto facendo- Allora, questo qua, aspettiamo un attimino perché potrebbe No, uscirci... io sì, Sì. me ne posso proprio. Me ne frega niente proprio, questo lo faccio pure a papà. Per forza. A posto. A lui. Per ingiovanito un po'. Punto. John Wick. C'è un po' di PS5, gameplay. PS5. Attenzione, attenzione. È lui. È lui. Ma fate sulle esecuzioni, per vaffanculo. E che serve? Non me lo facevi vedere, era uguale. Saber. Ok, Saber con live. Ok, Mi accontento. va bene. Venduto. Ancora. Basta marathon. Non hanno capito che è già fallito sto gioco. Basta. Va bene. Va bene. Va bene. Oh, John Wick va bene. No, io Va bene. lo aspettavo. Si vociferava da mesi e mesi. Sta cosa l'hanno annunciato. Un po' di open world, quindi anche con qualche scena in auto, combattimenti settati e gestiti. Fa tutti i film. No, magari forse pure una storia nuova così, giusto per far qualcosa. Non penso che No, siano no. i film. Alcune scene mi sembrano proprio prese dai film. Sembrano lo stesso.
No, poi vediamo, tanto è wishlist, vediamo quando esce. Ok, A quanto va stiamo? bene. Mancano 4 minuti. Come 4 minuti? Dopo di Già questo, finito? dopo di questo ci deve essere per forza la bomba. No, allora. Mo se la bomba è Allora, questa, allora, abbiamo un problema. Allora. Ma sarà la bomba finale. Ci sta. Cioè, da sta. Chi l'ha meso post? Ha meso post. No, sembrano Tu proprio, la fa sembra tre. sicuro quello. Me la fa tre. Me lo merito. Ma ragazzi, la storia ci insegna, mai dire mai fino all'ultimo Sì, secondo. però, guarda, ma con pure Robin Marza si fosse. Però me lo merito Devil May Cry. Lei ormai per più ormai Allora. non riesco. Basta, stop. No, sembra che entro l'anno prossimo debba uscire. Magari forse quest'estate, Summer Game Fest. Ma noi ci Già vediamo. scegliere più uno preferisco per solo. Tutto bene. Ma va Quello fa sicuramente. basta, ma tutto cazzo. Bello personale, sei un catturi. Gioca al... Ti stai prendendo già troppo tempo, Bungie. È team interno Sony, basta. quindi c'hai un po' di più. Muovetevi a chiudere o fate Destiny 3 e così torno a giocare. Allora. Così potete pure provare come però... Ormai quando vedo no. Ok, alza il volume. Allora, aspetta. Zitti tu. Aspetta, c'è l'approfondimento. No, vai io, no, vai io. Un attimo. Litighiamo. Questo poi c'è l'approfondimento. Ragazzi, abbiamo finito. Buona Vabbè, notte. teaser, solo teaser No. di Devil May Cry 6. Una faccia. Io lo spero. Un Virgilio di spalle. Capisco pure perché fate come ultimo prodotto Marathon che è un first Ma party questa non è una Sony. bomba finale. Però no. Chiuderei con la bomba. Anche questo. Capito? Quindi, ma se sfora un pochino a Andiamo noi. 2 minuti, non 2 minuti. Sta merda, vieni un po' tutto finale. Ma sarà pure bello perché noi con Destiny ci abbiamo giocato. Il mood è quello. Forse leggermente di più. Però hai capito? Ci ho fatto penso 2500 ore su Destiny. Vieni Anna. Però adesso Per piacere, fammi contento di su. mo adesso Per piacere. ho paurissima. Aspetta. And I'm Kristen. Thanks to Bungie for that new look at Marathon, coming to PS5 on March 5th with the Server Slam on February 26th through March 2nd. Now let's check in on what's coming to PlayStation Plus over the next few months. Allora, cosa esce sul Plus? Ah, Il dottor Mercury è andato benissimo. L'avevo letto oggi. Il dottor Mercury ha risolto. che culo che Ma metteranno nel Plus di Spider-Man, dottor Mercury, aspetti. fatto. Fatto. Vabbè, apprezzabile A posto. comunque, assolutamente apprezzabile. Ok. Anche perché di tutti e tre è il migliore potenzialmente. Ma domani il messaggio sarà il seguente al dottor Mercury: Chiovo Semi da terra tu sta andando bene, va benissimo. Questo però, ok, vabbè, premium extra. Lui ci è sta. come quindi Questo ce l'ha. gratis sul pass normale, magari anche. PlayStation Plus Classics catalog welcomes two fan favorites over the next few months. Ok. Tekken Dark Resurrection. Va Oggi è bene. andato pure in sconto Devil May Cry 5 sullo store. Fallo uscire! Me lo devi! Ok. Fuori dai coglioni. Però adesso dai, Spara! Time Crisis. Un po' di retro gaming, vabbè. Bello come muoiono. Ah, puoi giocare col pad così. Ok, ok, va bene. Allora, però adesso che cazzo? Questo l'ho visto. Questo è Big Work. Hang out and get lost with your friends in an open world with challenges, puzzles, and playful discoveries. Sì, per te. Game Freak avrebbe solo da apprendere.
Beh, guarda, sì, questo lo dobbiamo giocare, ti voglio bene. È entra pure l'essential. nel plus. Lo dobbiamo giocare, voglio, questo è troppo bello. Stuff to show you, including brand new Saros gameplay. Housemarque's next action game releases April No, 3rd, and creative no, director Gregory non Lyle finire con says questo perché tiro una bestemmia fortissima, ci faccio chiudere il canale. No, già. La tiro fortissimo. No, ehi. Va bene comunque, questo è God of War. No, questo è Ah, no, era Saros. solo Saros, Mamma No, pensavo ci sentiamo dopo. Pensavo capisci se Magari l'avevano detto, oh, ricordatevi che esce Soros, però hanno già sforato, si può continuare. Non hanno detto l'ultimo. Appunto, abbiamo già sforato. io questo I'm Gregory Lyle. Non è che è appena malamente. possibile. No, ma io Però è coso, come si chiama? È Returnal. sempre Returnal. però io mi ci sono tanto divertito, devo dire la verità. Questo sembra un Returnal molto più grosso. Sì, però è che Appena possibile una prova gliela voglio fare. No, ma è quello, proprio quello. Returnal non mi piace, però chi si fare proprio lo stesso gioco. Boh, poi come casa di sviluppo si sono Allora, specializzati in questo, quindi se hanno fatto quello fatto anche meglio, e non altra possibilità, le ambientazioni sono bellissime. E non sei neanche da solo stavolta. Returnal Doom. Questo è il cinese pelato. Fortissimo. Ok. Prendi i punti E di poi potenza. c'hai, è quello. Poi sinceramente io ho spesi 70 euro all'uscita, ci ho giocato per mesi, cioè non va lo rapporto qualità-prezzo. Sì, vabbè. No, leggendarissime kill hanno detto, danno 10 anni, Genix Advent 10 volte il Binding of Isaac. E va bene così. E va bene. Qualcosina ogni anno, magari Va ogni bene 2 così. anni, 3 anni. Vabbè. Quellino non lo Isaac. Potrebbe arrivare prima o poi. Ma più che altro, Pony Island fine ha fatto. Io lo aspetto sempre con piacere poi di Island 2. Che non merda ha fatto Panica, ragazzi, c'è Pony Island dopo Inscription, torna poi Adesso scombazzi. Summer Game Fest. Ma A come questo anche punto- Judas, per dirne un altro, Bioshock 4. Allora, però Judas si è visto Bioshock 4 ancora niente, però sembra che sia l'Inviter. Sta là, già sta là, sta da sola. Judas sta là, prima o poi un giorno uscirà, io avrai i miei soldi, sempre la Ok, è un sistema che cambia completamente proprio il mondo alle ambientazioni. Oh, va bene. Vabbè, io me lo giochicchio con piacere questo qua. ci può stare. Però vedi, stai prendendo tanto tempo per questa puttana. È un first party. Lo so, però lo fanno dei coglioni. No, deve spingere. Ma sti cosa. Fa una cosa, fai una era meglio fare un DLC Lastro No, No, perché lascialo sta marato, poverino. Preferisco più pure io che esce un titolo così che almeno sai che poi per come sono i tuoi gusti. Allora, fermi tutti, è finito. Dai. Capcom. Fai vedere Capcom? Potrebbe. Che cos'è? Ma questo l'oggi gioco Marvel, chi se questo è cosa? È un chi se non gioca la Marvel? È Topon? No, Sì, è quello, già è Topon. Sì. Topon. Ma c'è una storia. Sì. Questa me la seguirò da YouTube, dato che il gioco mi fa cacare. Questa Con JP Escape. Magari Regen. Ah, ci sono anche gli X-Men. Ok, c'è Storm. Divento con merda, vabbè. Però la trama me la seguirò, per curiosità. Anche che mi faceva abbastanza ridere pure lo Spider-Man anime. Wow. C'è Magic. Perché prima mi piacerebbe tanto saper giocare a questi giochi, ma purtroppo sono veramente devastante. E c'è il Wolverino.
C'è anche il Wolverine. Ho preso quello molto poco, quindi... Ma questo è proprio così... Ok, su altri 3 personaggi annunciati, 4. Questa aspetta, era questa... Danger. Penso Quindi forse uno 4 dei personaggi X-Men annunciati. quaternari, manco terziari. Questo proprio. tra tornei e cose varie, se hai gestito tutto questo, può andare avanti un bel po'. Basta che non fa come Fighters, che Gohan è stato buggato per tipo 4 mesi e Basta che se lo curano, si prendono i personaggi, lo stile dei personaggi, e fai anche un gioco action con questo. Va bene, l'avrei comprato almeno questo. E fa un grande trama, non so ogni dove. Molto bello, molto bellissimo, possiamo andare 6 agosto. 6 agosto. E c'è anche il character pass, eccetera, 750.000 personaggi aggiuntivi. Piccolo, guarda come si chiama, Michael Francisco. Dici che non è fatto apposta? Piccolo approfondimento. Allora, sono stati annunciati gli X-Men 007. Capì? Bella Michael, basta. 4 personaggi. Lo stile grafico comunque c'è. Leva che a te non ti piacciono i giochi di combat, però lo stile grafico è bello. Il design è tutto, lì non si può dire niente. Perciò mi piace il cuore. Ho detto, se è successo magari possono prendere spunto e fare altro con questo design. Potevamo fare finalmente il gioco di Deadpool, il sequel. Sarebbe stato incredibile. È stato incredibile. Ma Marco, i sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore. Tutto bello, cioè bello dall'inizio alla fine. Non c'è un cazzo da fare. Molto veloci le sì. È una storia originale, avete capito? Mica, ma no, faccio un bel posto. Ok, con la data d'uscita al 6 agosto. Ragazzi, un titolo così per chi piacciono i giochi di combattimento. Pass e aggiungi altri 6 persone. Hanno preso almeno sto mood buono per i fighting game e quant'altro. Si butteranno un pochettino qua. Sì. È lui. Capcom. No, attenzione. 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 C'era la notizia di un Metroidvania God of War. Vedere subito allora. Aspetta. Sì, è qualcosa a tema God of War. Sì. Questo è prima. Questo è 2. Là, proprio il remake totale del 3. Di tutti e 3 remakeati con grafica moderna. Fatti con il motore si scioppa subito. Si scioppa subito. Non puoi dirlo. Infatti questo è il Kratos originale. Da vedere che cazzo è la trilogia. Però rifatta come Dici remake. Alla faccia del cazzo. Porca la puttana. Porca la panico. Va bene, mi fido. Questo è il doppio, è lui, ti si cazzo. Poi ci stiamo esaltando per dei remake. Questo è un altro grande gioco. Sì, cioè, vabbè. Fai vedere solo. Se ti fanno con la telecamera a spalla, finita, però. Finita. Però c'è da dire che escono probabilmente quindi tutti e 3 insieme. No, è quello che noi dobbiamo un attimo capire. Come fai? A meno che non dicano Blue Point. Se dicano Blue Point ci posso credere. Se non compri la trilogia, no, se non è Morgan Freeman, vanno gradualmente non è Morgan Freeman. No. Since we're approaching the last few months of God of War's 20th anniversary, we couldn't let it close without one last surprise. Now, this announcement is a passion project that will let you experience God of War's signature cool combat, rewarding exploration, and heartfelt. Quindi potrebbero essere davvero i remake dei primi 3 God of War rifatti come gli ultimi 2, più un'altra cosa che
Regan comunque non è Morgan No, Freeman. gliel'ho detto, no. Fun is able to play. Però poi andare a vivere, se li fanno come 3 giochi Vai, singoli in uno, God of War 6 esce tra Me lo accolo, 15 anni. mi va bene, mi va bene. No, Ok, io voglio fai vedere- vedere, cosa vuoi mostrare? aspettare il lobby del Aspettate un Arriverà. attimo. Aspettate un attimo. Fermi tutti. Metroid 2, Metroid 2. Fermi tutti. Ok, vabbè. Ecco qua, con la grafica anche un po' retro. Però manco qua hanno detto one last announcement. Oh. Bello, voglio- così vai Plus Pips, voglio- va benissimo. Oh. Mi piace, va bene. Mi sa che si shoppa Cazzo, anche ho questo. sporcato sì, tutto questo qua sì. vicino, mannaggia. Cosa? C'è un giovane Kratos. Questo è proprio l'origine, giochi tutto. In realtà l'origine di Kratos sta registrando Però questo c'è qualcosa. Sì, però questo è addirittura prima. Però chi se non parla, cioè mancherà poco. Prima che diventassi un padre. Quindi io penso che sia Kratos. È Kratos, ancora Sì. il fantasma di Sparta. Sì, È proprio l'esordio. ha belli capelli proprio. Ancora Guarda che sembra un primitivo più che altro, capi che dico? Sembra uno preistorico quasi da come era all'inizio. Questo pure è bello. Però la preistoria, ma stai dai, 300-400 anni non fa la storia. Le avventure del giovane Kratos. ma poi possiamo pelarlo. God of War Sons of Sparta. Sembra l'ultimo dominatore Infatti anche il dell'aria. simbolo è diverso, non è ancora quello. Dal Ok, 2026. esce questo. Va bene. Sì. Aspetta. Today? Cosa? Come today? Come? Non ho capito. scusa. Quanto sta scusa? Non ho capito. Grazie, perdono. perché non apri il telefono e vai a controllare sullo store. No, poi questo non è il riassuntone. Ok, Questo è il è riassuntone. il momento. Questo qui è il È il riassuntone. mio momento. Fallo. Fallo. No, Gianmarco, che devi fare? Lo fa ora. No, Gianmarco, Lo questo fa è ora. finito. Lo fa adesso. Questo quando finisce sto video No, si lo fa chiude. adesso. Non c'è un cazzo da nessuna parte. Questo come No, fidati, chiuso. ora lo fa adesso, guarda. No, Guardalo. ah, io guardo. Guarda, Guarda. Io mi fido. Però guarda di Santa Monica diceva. Scusate, allora perché ho un doppiatore che l'hai guardato un po'. Ci hanno trovato trailer. No, perché è appassionato PlayStation e te ragazzi, vi piace la PlayStation? Vedete. No, è finito Gianmarco. Va bene. Strano. Se posso dire, molto strano. Ma questa pure io cosa. avevo capito che era sicuro proprio al 99,9%. Forse qualcosa non è andato per il personaggio. Allora, mi verrebbe da pensare. Sarà da qualche mese Sì. o Allora, per Game Ma Pass. non ci resta male perché questo remake trilogy di God of War mi ha fatto un po' eccitare. Sì. Quindi devo dire proprio la verità, io sono allora, molto devi cambiare contento. almeno un attimo. Sono molto contento. Porca troia, 60 Monica veramente rifà i primi 3 God of War con la grafica degli ultimi. Patapim e patapam. No, va bene, va benissimo. Così la gente Va che compra il benissimo. cazzo di Kratos ha avuto un'involuzione, ora è una merda. Vai, No. rigiocati. L'esatto opposto. Bravo, ma che sono scema, quindi in quel caso se vuoi giocare il vecchio Kratos, gioca anche di nuovo. Allora, Vai. cerchiamo di vedere un attimo. Vogliamo visto le tue mani quanto Ma voglio vedere un attimo. Vabbè, mo che lasciarlo penso così sia- subito sarà, cioè non starà a prezzo Massimo pieno, un'oretta. Sì, Massimo ci sta. un'oretta. Vabbè, come annunciamo così con Santa Monica ci sta. È pesante. bro, È pesante, sì. No, assolutamente. proprio. Ma la trilogia di God of War una bella botta. Ma faccio, dici tu. E anche E poi lo shadow drop di sto titolo, quindi metti tipo scrivi Sons of Sparta. Vedi se esce così. Secondo me sono andato in crash, è andato in crash lo store per... Sì, sì, poi è anche capace che tra un'oretta e quant'altro e domani mattina si trova. Quindi da domani si potrà prendere un attimino sugli store e quant'altro. GG comunque. So più che altro per capire il prezzo. Questo E che sta tutto. poco. Così, in generale un buon direct. Begli annunci. Sì.
Guarda, ti dirò, mentre Belle guidavo mi sono visto sorprese. pure il trailer e visto Reincarnation. Lagga di meno della prima volta. Lagga di meno, io quello quando esce Allora, aspetta, io inizio a vedo ricaricare. recensioni positive, Aspetta. io lo gioco. C'è anche il Peppino, abbiamo un trailer da vedere. Ah, è vero, Uscito è un vero. trailer molto Aspetta importante un attimo, oggi, Peppino. aspettate Adesso un li facciamo attimo. vedere. Aspetta, mo ce lo vediamo in live. È Fermi uscito un tu. trailer Ma la fermi foto tu. Vai. No, ma qua ci mettiamo a fare la stessa cosa. Facciamo un'altra quarantina di minuti. Uscito il È uscito trailer il di trailer di Spider-Man Spider-Man Noir. Ovviamente vediamo se lo come Into the Spider-Verse, quando lui esce si fa tutto in bianco e nero attorno a lui. Io penso che la possiamo vedere e non ci sono Il problemi. 27 maggio questo si organizza e si va. A posto. Fatto. Devo dire la verità. Ma sapete, è vero che ora vi chicca quando entro io? Ah, già è vero. Vedi, questo non è, vedi, PlayStation su questo futuristica. Mi dispiace, ma vi chicca. C'ha ragione. E allora dobbiamo staccare. Vabbè, C'ha ragione. noi mo ci facciamo qualche altra Anche che è cosa. crashato. Anche perché crashamo all'avvio. Non capiamo il perché ce lo crasha. Allora noi mo stacchiamo e poi ci vediamo Sì. domani. Sul boss finale, sull'ultimo boss finale, dell'ultimo stage. Dovuto E restare mi ha da giurato capo. tutto fight. Oh, però glielo si Però concede stava perché è fatto pushando e poi bene. alla fine. Ah, vabbè. A posto. A posto. A che sei arrivato? Sei entrato nelle fogne? Sì. Ok, noi non dobbiamo ancora. Io penso di aver già sbloccato tutti e 4. Ho fatto 2 run sculate. Ah, va bene, va bene. Sei sculato allora. No, noi perché con calma, piano piano, un po' alla volta, così. No, Giustamente. una volta cavazziamo. No, difatti. No, io oggi ieri mi sono fatto un'oretta e mezza per essere andati voi oggi. Allora, Regen, chiunque sia rimasto online collegato, noi adesso stacchiamo, ci sentiamo domani è venerdì, quindi andiamo in live, penso tranquillamente, e vediamo un attimino cosa fare. Nel frattempo, buonanotte a tutti. Buonanotte. Poi magari qualcuno potrebbe dire che su qualche store online nei prossimi giorni per caso potrebbero apparire prodotti nuovi. Chi lo sa? Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.